non abbiamo potuto fare germogli di primavera quest'anno, però le Pro Loco sono tutte adoperate per promuovere il prodotto, per promuovere poi in questo caso il territorio, poi anche per mostrare solidarietà, dire che noi siamo vicini e se possiamo diamo una mano oggi e continueremo a dare una mano. Quest'anno sarebbe stata una grandissima annata per quanto riguarda l'asparago di Badoeri, una eccezionale annata come qualità. Abbiamo festeggiato i 10 anni di IGP, purtroppo questo è successo e ci siamo caduti dentro con il Covid-19, però non ci ha fermati. Il 1° maggio abbiamo simbolicamente tagliato il nastro della 53esima mostra dell'asparago di Badoeri IGP. La solidarietà noi la vorremmo esprimere alle due parrocchie, alla parrocchia di Morgano e alla parrocchia di Badoeri, in particolare agli asili nido e alle scuole materne. Consegniamo alla Caritas di Scorzè perché possa distribuire ai bisognosi del nostro comune. Un'azione di solidarietà importante, direi, che unisce due realtà che sono la generosità della gente e la generosità della terra. Consegniamo questo dono che la Pro Loco e il comune fanno all'associazione per dimostrare anche in questo periodo difficile che la Pro Loco è vicina e il comune lo stesso. Zero Branco si è dimostrata ancora una volta un paese solidale e civile, e quindi anche questo piccolo gesto suggella quello che abbiamo vissuto tutti quanti in questo periodo. Grazie alla Pro Loco di Quinto per questo pensiero, questa generosità in questo momento particolare di bisogno. Sarà molto apprezzato. Siamo noi dell'amministrazione che ringraziamo voi per tutto quello che fate, avete sempre fatto e in questo brutto periodo ancora di più. Nel momento di bisogno bisogna prima di tutto guardare ai bisogni. L'aver voluto attivarsi in ogni caso per le Pro Loco è un segnale grandissimo di come questi volontari ci mettono il cuore in ogni occasione, e il fatto di farlo con un obiettivo, quello della solidarietà, che è sempre vicino alle loro iniziative, dà ancora più valore. Noi siamo sempre contenti di ricevere qualcosa dalla Pro Loco e dall'amministrazione comunale, perché sono molto vicini a noi e i ragazzi ci tengono tanto. Per noi questa sarebbe stata la 18esima mostra dell'asparago di IGP di Badoeri e delle erbe spontanee, e speriamo che il prossimo anno si riesca a fare una mostra migliore. Anche in questo momento così difficile è giusto questa solidarietà fra più parti, in particolare con l'associazionismo.